Questa volta l'appello non è caduto nel vuoto e tutto è andato a buon fine. Sono risolti i problemi burocratici legati ad alcuni pagamenti alle imprese coinvolte nel cantiere all'opera in Piazza San Marco per la realizzazione di barriere mobili provvisorie che proteggeranno la Basilica di San Marco dall'acqua alta. La regolarità dei pagamenti è stata ripristinata, prova ne sia il fatto che il cantiere, che ha rischiato ad un certo punto anche nelle scorse settimane di trovare il fermo a causa appunto di queste problematiche, sta continuando a lavorare. Le ditte con senso di responsabilità, nonostante i pagamenti tardassero ad arrivare, dalla ripresa dei lavori dopo Pasqua non hanno più abbandonato il campo, continuando a lavorare. Per quanto riguarda invece i lavori dell'Insula Marciana, che comprendono anche la piazza San Marco e l'area intorno alla Basilica, l'appalto deve ancora essere assegnato, per cui Siamo al livello di progettazione esecutiva degli stralci successivi al primo e quindi i prossimi mesi serviranno anche per completare la progettazione di questo intervento, che è assolutamente importante e che vede la messa in sicurezza di tutta l'area di Piazza San Marco.